Euroregione.news. 61esimo Festival di Maiano. Torna di slancio il Festival di Maiano, anche se nel 2020 il Covid non l'ha fermato. Il calendario degli eventi musicali e culturali, insieme all'offerta enogastronomica tra il 23 luglio e il 15 agosto, è molto consistente. Un mare di musica con i big sul palco: Antonello Venditti, Gioetti Vannelli, Ernia, Marco Masini, Subsonica, Michele Bracci, i Sixpence, il Festival 80 e l'evento benefico Varietà Vicino a te. Il festival è organizzato dalla Pro Maiano in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Promo Turismo FVG, il Comune di Maiano, l'associazione regionale. Tra le Pro Loco, la comunità collinare del Friuli, il consorzio tra le Pro Loco della comunità collinare. Radio Company è la radio ufficiale del festival. Il festival è stato presentato a Udine, nella sede della regione, con interventi dell'assessore regionale Sergio Emidio Bini, del patrone di Azalea Loris Tramontin, della sindaca di Maiano Raffaella Paladin e del presidente della Pro Maiano Daniele Stefanutti. I contenuti sono molteplici. La nostra manifestazione, come ogni anno, proporrà molta musica ai visitatori, quindi si va dai concerti di Antonello Venditti a Ernia, i Subsonica, Marco Masini, concerti grossi comunque, quindi con una capienza ovviamente contingentata e ridotta, però con personaggi di tutto rilievo a livello nazionale. E poi dà spazio ogni sera comunque alla musica nostra locale, quindi con le cover band che hanno diritto e dovere anche di essere chiamate a essere partecipi alla nostra manifestazione, per poi dare spazio all'enogastronomia, alla cultura, con una mostra di Cedamo molto bella e importante, il premio Pro Maiano che daremo a Enzo Cainero quest'anno, per cui sarà un percorso con molte attività, anche dei raduni importanti. Quest'anno ospiteremo col club di Trieste il Topolino, abbiamo il club di Udine che ci porterà alle Vespa, e quindi ci sarà spazio un po' per tutti. Le regole potrebbero un po' così influenzare quella serenità di aggregazione che ogni festival e anche quello di Maiano rappresenta. In questo senso, come siete organizzati? Noi l'anno scorso siamo fortunatamente riusciti a andare in scena, quindi il festival c'è stato e quindi partiamo da quella precedente esperienza. Ovviamente tutti i vincoli che la legge ci permette di togliere li toglieremo, ma ci sarà anche il dovere di rispettare le regole, quindi se l'obbligo della mascherina nel caso di assembramenti è un dovere, quindi quello sicuramente ci sarà, e cercheremo di contingentare gli ingressi in maniera che possa essere una festa per tutti, in sicurezza per tutti. Il festival coinvolge dal punto di vista organizzativo tantissime persone, molti sono i volontari, e questa è una cifra che vogliamo ricordare, e soprattutto quali sono quelle che sono le caratteristiche. Avete dovuto aumentare la presenza a livello organizzativo di persone oppure no? I volontari è un piccolo esercito, nelle serate di massimo afflusso siamo più di 200, e sicuramente il discorso, il periodo del Covid ci ha fatto aumentare, sì, per quel che riguarda la parte del personale addetto un po' al servizio e alla gestione delle persone di visitatori. È un piccolo esercito che ritengo di ringraziare, perché per 17 sere, quelle in cui va in scena il festival, ovviamente sono tutti partecipi e danno veramente un apporto fondamentale alla nostra comunità. A Maiano torna il Festival 80 con Ivana Spagna ed è confermato l'appuntamento con l'evento benefico Vicino a te, dopo la prima fortunata esibizione del 2020 che ha permesso di donare ben 4.000 euro per implementare il sistema di informatizzazione dei reparti di terapia intensiva dell'ospedale di Udine. L'11 agosto l'evento si ripeterà, questa volta sotto forma di talent varietà, condotto da Igor Pezzi, con la partecipazione di alcuni fra i più amati artisti del Friuli Venezia Giulia. Per il terzo anno consecutivo si rinnova l'appuntamento con A Spasso con il festival sulla strada del vino e dei sapori, le riuscitissime visite guidate a cantine e aziende e realtà economiche del nostro territorio. È un festival importante per il Friuli Venezia Giulia, 61 edizioni non sono poche, ma soprattutto un messaggio di ripartenza. Siamo stati per quasi 2 anni bloccati con tutta una serie di iniziative promozionali anche per il Friuli Venezia Giulia, e il festival di Maiano rappresenta un'eccellenza, quindi si riparte con gioia, con entusiasmo, con una carica importantissima, e siamo come Regione Friuli Venezia Giulia una regione ricercatissima in questi mesi dai turisti, tant'è che stiamo assistendo a dei numeri, soprattutto nei weekend, che ricordano un po' quelli di Ferragosto nelle nostre località, quindi tutto aiuta alla ripartenza.
euroregione.news.